cittadinanza non sia informata del pericolo di questo impianto. Purtroppo se ne sa molto poco e questa è una cosa sbagliata. C'è stato imposto questo impianto e di fatto sta andando avanti. L'unica cosa che noi possiamo fare è stopparlo, ma dobbiamo muoverci subito perché tempo non ce n'è. La cosa imminente è la raccolta firme, dobbiamo raccogliere il più possibile, qua dobbiamo fare il gruppo, tutte le associazioni, tutti i partiti, i singoli, tutti ci devono aiutare, noi siamo cittadini e come cittadini dobbiamo metterci insieme, fare squadra e cercare di bloccare l'impianto. I cittadini non sono stati ascoltati, ci devono ascoltare, quell'impianto va fermato. Abbiamo in previsione un incontro con un ingegnere che verrà a spiegarci tutti i rischi, perché non conosciamo o comunque sappiamo ma non vogliamo sapere i rischi che quell'impianto porterà per la salute e per l'impatto ambientale che potrebbe avere. I rischi ci sono e non sono da sottovalutare. Quando io ero in gravidanza mi hanno detto preparati la valigia per quando dovrai partorire. Non mi hanno detto però che dovevo prepararmi la valigia con il kit di sopravvivenza e dovremmo averlo tutti. Oltre all'incontro che spiegherà tutti i rischi di questo impianto, verrà fatta anche una manifestazione. Abbiamo intenzione di programmarla per fine settembre, perché chiediamo l'aiuto e la collaborazione di tutti perché sia una manifestazione importante, perché la città venga vista, perché i cittadini vengano ascoltati e visti, perché la città c'è, noi ci siamo e dobbiamo fare il gruppo e lo ripeto. Qui non c'è politica, la politica noi la vogliamo, la politica poteva fare e non ha fatto. Adesso noi come cittadini vogliamo farci sentire perché qua viviamo noi. Si parla delle nostre vite, delle vite dei nostri figli e del nostro futuro. Nella manifestazione cercheremo di coinvolgere tutto, di coinvolgere anche le scuole, perché a 300 metri ci sono delle scuole, quindi chiederemo il sostegno anche ai dirigenti scolastici, perché sappiate che sembra le attività in conflitto con questo impianto verranno spostate, però nessuno parla di spostare le case o le scuole, quindi le attività verranno allontanate, ma chi abita e vive 24 ore su 24 su una casa, i ragazzi che vanno a scuola, sembra che loro possono rimanere, il rischio per loro non c'è e noi non ci stiamo. Va stoppato questo impianto e dobbiamo aiutarci tutti, sostenete con le firme, aiutateci. Aiuto che chiediamo ovviamente che è presente la stampa. Noi vorremmo avere un rapporto preferenziale con la stampa in modo tale che tutto quello che in qualche modo riusciamo a produrre possa avere la giusta evidenza. Ecco, credo che la stampa locale anche su questo deve avere una forte valenza, insomma. Parola a Luca. Per quanto riguarda la questione legata alle attività. Salve, sono Luca